Buongiorno amici di Destination Sardinia, bentornati sul mio canale YouTube. Allora, io sono sulla 131 e mi sto dirigendo verso Bosa. Andremo a Bosa, vi faremo vedere le spiagge più belle di Bosa e poi stavo pensando di farvi vedere Bosa al tramonto. La nostra prima tappa sarà Cane Malu, un posto bellissimo dove non ci sono mai stato e lo vedremo assieme. Continuate a seguirmi, io mentre guido e ci vediamo dopo. A presto. Facciamo una piccola sosta per un caffè. Aspettatemi qua, non andate via. Impostiamo il navigatore, Cane Malu e andiamo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo appena parcheggiato la macchina e adesso ci sarà un 10-15 minuti di camminata per raggiungere Cane Malu. Iniziamo. La torre che vedete lì in fondo è la torre della spiaggia di Bosa Marina, che vedremo più tardi, oppure domani, vediamo un po'. Noi continuiamo il sentiero che ci porta a Cane Malu. Finalmente facciamo qualche ripresa col drone e vediamo che ne esce fuori. A dopo. Spero che il video fatto col drone vi sia piaciuto, ma diciamo la verità, io non sono soddisfatto al 100%.
semplicemente perché era previsto sole e un pochino di nuvole, ma qua, come vedete, il cielo è completamente velato, quindi i colori chiaramente cambiano, non sono la stessa cosa. Guardate il cielo com'è. Vabbè, ormai siamo qua e ci dobbiamo accontentare. Adesso torniamo in macchina e ci dirigiamo verso la spiaggia di Campultittu, sperando che il sole esca completamente e non mi faccia arrabbiare. A dopo. Nel mentre il sole è rimasto coperto dalle nuvole, anzi dal cielo velato, non nuvole. Vabbè, pazienza. Questo è il sentiero che porta a Campultittu comunque. Anche qui all'incirca sono una decina di minuti per arrivare alla spiaggia. Il sentiero è abbastanza semplice. Diciamo che è un po' spinoso, sono molte spine. Ma ragazzi, si intravede la spiaggia, un pezzo di spiaggia da qua, e qui si prosegue. E adesso la parte più brutta di Campultittu, che è il sentiero di ritorno. Diciamo che adesso è un po' in salita. Ragazzi, siamo tornati alla macchina e adesso ci dirigiamo un po' più avanti verso la spiaggia di Sabadrughe e vediamo un po'. Purtroppo ho una brutta notizia: la spiaggia di Sabadrughe ha un costo di 7 euro anche solo per entrare, per realizzare un video ed uscire.
e quindi ho preferito andarmene. Mi sono fermato sulla strada e manderemo direttamente il drone e vi faremo vedere un po' la spiaggia. E niente, a tra un po'. Ragazzi, adesso ci dirigiamo verso il castello di Bosa, facciamo qualche ripresa lì, vi faremo vedere la meraviglia del castello di Bosa e il paese di Bosa, ma poi sicuramente torneremo anche al tramonto. Continuate a seguirmi, a dopo. Siamo arrivati in zona castello. Come vedete lassù, vedete il castello di Malaspina e qui la panoramica di Bosa. C'è anche la ruota panoramica, non so se la vedete. Spero che questo giretto all'interno del paese vi sia piaciuto e adesso ci dirigiamo verso Bosa Marina e la torre. Sono arrivato a Bosa Marina, adesso vedremo un po' di immagini dal drone.
nel frattempo. Ragazzi, questa era la spiaggia di Bosa Marina, spero vi sia piaciuta. Per oggi basta, andiamo in camera, ci riposiamo, ci facciamo la doccia, verso le 7:30, 8 esco, vado verso il castello, così riprendiamo il tramonto di oggi. A dopo. Ragazzi, stanotte dormirò qua. Qui c'è la finestra, posso vedere anche la macchina. Molto carino. Adesso vi faccio vedere il bagno. È un B&B molto carino, si chiama La Terrazza del Sole a Bosa. Se capitate da questa parte, mi raccomando, fate affidamento su Laura. Adesso ragazzi vi faccio vedere il resto del B&B, e questa è la zona in cui si fa la colazione la mattina. E poi c'è pure un terrazzino per chi volesse fare colazione fuori, molto carino. E come potete vedere, là in fondo si intravede il castello di Bosa. Purtroppo ragazzi oggi non siamo potuti andare a fare il tramonto perché qua è diventato tutto nuvoloso e non avrebbe senso, quindi ho evitato anche di andare. Purtroppo oggi è una giornata così, inaspettatamente nuvolosa. Eccomi qua ragazzi, bello riposato, pronto per farvi vedere le ultime spiagge di Bosa. Adesso vi faremo vedere la spiaggia di Turas.
siamo arrivati alla spiaggia di Porto Alabé. Adesso sto facendo il sentiero, vediamo un po'. Anche oggi queste nuvolette ci perseguitano. Va bene, dai, pazienza. Spero che la spiaggia di Porto Alabé vi sia piaciuta. E diciamo che siamo arrivati alla conclusione di questo video. Vi do appuntamento al prossimo video. Continuate a seguirmi. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.